Abbiamo lasciato per qualche minuto il presidente Nannetti, ma adesso siamo nella cantina del centro aziendale. Vedete una cantina con molto legno, ma ci descrive questo, diciamo, questo splendido luogo l'enologo Matteo Mazzotti. Buongiorno Matteo, vedo tante bottiglie, poi ci descriverai anche, ne descriverai alcune. Non tutte perché non abbiamo il tempo materiale, allora 2 parole su questa cantina. Sì, benvenuti a Tenuta Massellina. Questa cantina è stata ottenuta dalla ristrutturazione di un vecchio fienile. Come mission dell'azienda è quella della salvaguardia ambientale e del rispetto appunto dell'ambiente, quindi tutta questa struttura sfrutta risorse energetiche rinnovabili, quindi geotermico e fotovoltaico appunto per sostenere il fabbisogno energetico dell'azienda. Quindi un'attenzione all'ambiente. Senti Matteo, noi siamo in campagna, abbiamo visto quei grappoli d'uva che erano rimasti sulla pianta e vedo qua il passito. È una bottiglia che normalmente si consuma a fine pasto, ma voglio proprio partire da questa. Descrivici questo vino che ha un particolare processo produttivo. Il nostro passito è fatto con uve di Albana. Praticamente l'appassimento viene fatto sulla pianta ritardando la raccolta di 2, 3 o fino anche 4 settimane a seconda dell'andamento climatico, e in questo modo le uve appunto si concentrano e dà aromi molto più maturi, più pieni al prodotto. E questo, diciamo, noi siamo partiti a ritroso, ma va bene così, va bene. Però mi piaceva l'idea di vedere in bottiglia quello che in parte abbiamo visto in campo, gli ultimi grappoli che sono rimasti sulla vigneto. Poi io vedo qua un'Albana. Raccontaci questa Albana, che è un vino tipico del territorio romagnolo. Non si può non parlare dell'Albana. L'Albana insieme al Sangiovese è la Romagna, ecco, quindi l'Albana è un vitigno proprio caratteristico della Romagna, è un bianco ma con una personalità da rosso, ha una bella struttura, un bel tannino, ha un'acidità molto importante. Questa è la nostra Albana appunto che noi vinifichiamo in riduzione in modo tale da preservare tutte le caratteristiche e gli aromi che troviamo nelle uve. Scusami Matteo, quando dici che noi la vinifichiamo in riduzione, diciamo, per chi non è addetto ai lavori, cosa significa? Che praticamente cerchiamo di evitare il contatto con l'ossigeno, perché l'Albana è ricca molto di polifenoli facilmente ossidabili. Quindi noi quando facciamo le varie operazioni di vinificazione, quindi la pigiatura, pressatura, ma anche i vari travasi, cerchiamo appunto di lavorare con gas inerti piuttosto che ghiaccio secco, in modo tale che evitiamo il più possibile il contatto con l'ossigeno, in modo tale che otteniamo un prodotto molto più fine, floreale, rispetto a un prodotto che viene lavorato con Quanti gradi ha un vino come questo? Allora, l'Albana siamo intorno ai 14 gradi, 13,5, quindi bello tosto, ha carattere, ha struttura, a corpo, però comunque nel suo complesso non lo senti così tanto l'alcol, ecco. L'Albana comunque, come i vini rossi importanti, li degusti meglio, li apprezzi di più dopo circa un anno di imbottigliamento. Infatti noi quando andiamo a preparare i vini nuovi, usciamo con la nuova annata e magari la confrontiamo con l'annata dell'anno prima, non è mai a quel livello lì. L'annata vecchia è sempre una marcia in più, infatti l'apprezzi dopo circa un annetto di bottiglia, da 6 mesi a un anno in bottiglia l'apprezzi di più. Un annetto di invecchiamento in bottiglia. Sicuramente non li fa male. Poi l'icona, se un'altra icona della Romagna, che è il Sangiovese. Il Sangiovese ne facciamo di tutti i modi qui, facciamo base spumante per metodo classico, rifermentazione metodo Martinotti, piuttosto che un Sangiovese superiore, oppure anche qui maturiamo le nostre riserve, quindi di Sangiovese ne facciamo di tutti i tipi. Qua ci sono le riserve, leggo qua, Sangiovese superiore 2017. Esatto, quello lì è la riserva 2018. Abbiamo anche l'Albana Passita, infatti l'Albana Passita dopo la fermentazione primaria la facciamo maturare in botti di rovere francese, andiamo su botti un pochettino più piccole in modo tale che l'impronta del legno è un pochino più marcata rispetto magari a un Sangiovese riserva serra che gli diamo tempo circa 2 anni di maturare all'interno delle botti e
questo processo è molto lento e quindi non vogliamo un'impronta eccessiva appunto del legno. Sei molto preparato. Senti, qua ci sono tanti vini, però ovviamente come dicevo prima non possiamo descriverli tutti per ragioni di tempo, però ci resta ancora un po' di spazio per andare sui bianchi, che però vogliamo magari sentire da te qualcosa sui bianchi nella sala di degustazione. Quindi torniamo nella sala di degustazione, anzi andiamo per la prima volta nella sala di degustazione, vediamo un po' di bianchi perché c'è ancora tanto da dire. Un po' sì. Matteo, qua mattura il metodo classico, spiegaci in che cosa consiste per noi che non siamo addetti ai lavori. Sì, praticamente in questo locale avviene la seconda rifermentazione dello spumante. Praticamente all'interno di queste bottiglie il vino rifermenta, rimane in sosta per circa 36 mesi, al termine del quale si procede all'eliminazione del deposito che si è formato al suo interno. L'eliminazione del deposito consiste in circa 24 movimenti della bottiglia, di circa 1/8 per ogni movimento, al termine del quale la bottiglia compie 3 rotazioni e mano a mano che si procede alla rotazione viene messa in punta, in modo tale che il deposito si accumula sul tappo. Siccome diciamo adesso ci vogliamo rendere la vita un pochino più facile, non abbiamo proprio voglia di impazzire, la tecnologia è venuta a nostro soccorso, quindi noi prendiamo questi cestoni che a seconda del formato delle bottiglie possono contenere 504 oppure 360 bottiglie, le prendiamo, le posizioniamo su questa bellissima macchina, spingiamo un bottone e in giro di una settimana le bottiglie vanno in punta. Tutto automatico? Tutto automatico, spingendo un bottone. Matteo, in cantina ci hai fatto vedere tanti vini fermi, anche quelli importanti. Diciamo che siamo già a fine pasto e abbiamo bisogno di qualcosa di effervescente, no? Di frizzante. Che cosa ci proponi adesso? Sì. Io direi di partire con il nostro pignoletto, il 150, che è la quota altimetrica del vigneto. Da 2019, dalla vendemmia 2019 siamo usciti appunto con il vino biologico. E quindi questo è, diciamo, il classico pignoletto del territorio emiliano-romagnolo, insomma. Esatto. E non può mancare in tavola il pignoletto. Assolutamente no. Poi andiamo su questo spumante, metodo classico, ottenuto con uve di Grecchetto Gentile, che fa appunto un affinamento sui lieviti di circa 36 mesi. Quindi vuol dire che insomma anche un invecchiamento importante che conferisce aromi diversi. Gli dà più volume, più lunghezza, più complessità, è un vino molto più importante, ecco, diciamo che è un vino per le occasioni speciali, ecco. E invece quello rosé? Sì, il rosato è l'ultimo nato, è un Romagna rosato spumante fatto con uve 100% sangiovese. Ah, quindi un'assoluta novità. Quindi il Sangiovese rosso viene ottenuto un rosé spumante. Perché no? Perché no? Infatti il Sangiovese è un ottimo vino da base spumante. Ha una bella freschezza, dà una sapidità, dà una lunghezza in bocca che è una cosa fuori dal comune, ecco. Però è una bella novità, anche se al Romagnolo Dog magari, insomma, questo fa rizzare un po' i capelli, eh? Sì, pensavo anch'io così, però alla fine si fa dar del lei anche se viene utilizzato per base spumante. Ovviamente bisogna gestire in maniera particolare, bisogna raccoglierlo nel giusto periodo, gestire i vigneti nel modo giusto, ma il Sangiovese utilizzato come base spumante non è indifferente. È molto interessante come prodotto. Intanto ci ha raggiunto Marco, noi abbiamo parlato di vino ovviamente, insomma, ma ti aspettavamo per fare il brindisi finale, no? Abbiamo parlato di tutto, frizzanti, passiti, sangiovesi, insomma tutto quello che si può degustare, insomma, in queste feste. La biodiversità. E la biodiversità. Marco, un brindisi con Matteo,
e poi insomma buone cose per queste feste allora. Bene. Grandi auguri e la speranza che il vino ci accompagni in queste serene festività in famiglia. Assolutamente sì. I consorzi di bonifica in questi giorni sono al voto per il rinnovo degli organi direttivi. Il Consorzio di Bonifica di Burana andrà alle elezioni dal 9 al 12 di dicembre. Parliamo di questa tornata elettorale con il Presidente del Consorzio di Bonifica di Burana, Francesco Vincenzi. Il Presidente del Consorzio di Bonifica di Burana è uno degli consorzi più importanti a livello regionale, insomma si va al voto per il rinnovo. Che cosa c'è in ballo in questa tornata elettorale? È un momento importante per il mondo dei consorzi di bonifica, è un momento un momento democratico importante per andare a rinnovare appunto un consiglio d'amministrazione. Un consiglio d'amministrazione che durerà in carica 5 anni importanti per lo sviluppo del territorio, 5 anni per vincere le sfide che l'agricoltura e i cambiamenti climatici ci imporranno e che l'Europa anche ci imporrà grazie ai provvedimenti che verranno presi rispetto al Green New Deal e alla nuova politica agricola comune. Un consorzio di bonifica che negli anni ha avuto sempre un ruolo più importante nella gestione del territorio, dal territorio montano al territorio di pianura. Per questo è importante che tutti i contribuenti del consorzio di bonifica si recino alle urne che sono dislocate su tutto il territorio del comprensorio del consorzio, per andare ad eleggere i suoi rappresentanti che poi andranno a governare questo ente e andare a fare quelle scelte che saranno importanti appunto per vincere quelle sfide che traghetteranno il mondo consortile e tutto il territorio in quella sfida di futuro che tutti ci aspettiamo. In periodo di pandemia comunque ci sarà un protocollo di sicurezza che garantirà agli elettori insomma, il massimo della sicurezza in termini sanitari? Sì, abbiamo voluto, la Regione Emilia-Romagna ci ha permesso di fare le elezioni secondo quello che sono le regole dello Statuto. Ce l'ha permesso anche allegando e condividendo un protocollo di salute e sicurezza che dovrà essere rispettato dagli elettori, dai presidenti dei seggi e dai componenti del seggio. Questo cercheremo di illustrarlo e cercheremo di farlo condividere a tutti coloro che si recheranno al seggio. Ci auspichiamo che la massima collaborazione da tutti, perché in un momento difficile comunque abbiamo voluto portare avanti quella che è una scelta e una necessità di democrazia importante, in un momento difficile che però vede appunto nelle elezioni un altrettanto momento talmente importante che non ci sembrava corretto doverlo rinviare. Quello che ci auspichiamo e che chiediamo a tutti i contribuenti è quello di recarsi nel seggio più vicino alla propria abitazione e mantenere quelle che sono le regole minime di sicurezza, tipo la distanza, tipo la disinfettazione delle mani e di tutte quelle parti che possono avere dei contatti. Noi da parte nostra cercheremo di mettere nelle condizioni i seggi di massima sicurezza, disinfestando in modo importante con dei lassi di tempo molto brevi sia i luoghi delle votazioni che i luoghi vicini. Presidente, un'ultima domanda, quanti sono i seggi in cui si potrà andare a votare? I seggi sono 20, il più in alto in montagna è quello di Pieve Pelogo per arrivare fino a Bondeno, passando per tutte le province di Modena, Bologna e Mantova.